Sarò molto sincero, se sei una cagata lo dico. Bene raga, l'altro giorno mi è arrivato un pacco che adesso andiamo ad aprire, così vi spiego un paio di cose. Quest'oggi voglio farvi vedere un piccolo gadget che per le persone come me che hanno una macchina che non hanno, diciamo, un sistema avantissimo come il Bluetooth appunto per collegare la musica, come ho detto prima è arrivato qualche giorno fa, adesso lo apriamo così vi spiego che cosa c'è dentro. Stiamo calmi. Bene, apriamo il pacco, se ce la faccio. Eccolo qua il pacco. Questo qui, signori, si collega alla macchina tramite un sistema tipo radio, una roba del genere, non so se ho capito bene. Voi collegate il telefono col Bluetooth a questo aggeggio qui e vi potrà praticamente trasmettere la musica sulla macchina, che la gente come me che su alcune auto non hanno, diciamo, sistemi Bluetooth o possiamo dire tipo wifi per collegarsi con la musica tramite il telefono, questo qua potrebbe essere un'ottima scelta. Non l'ho mai provato, l'ho solo visto, quindi adesso lo apriamo, lo testiamo e vediamo che cazzo succede. Se riesco a capire come aprirlo, però vado a prendere una forbice. Forbice presa, apriamo sto pacco senza tagliarmi un braccio, un dito. Intanto che apro il pacco, signori, vi ricordo che c'è il tastino rosso, quello per iscriversi al canale, che è gratis, se il cane magari non abbaia. Come si apre sto giro? Così, che figo. Allora, sembrava molto più grande dalle foto. Eccolo qua. Bene, passiamo alla macchina così vediamo se funziona o no. Spero bene, va. Bene, sarà buio, ma non importa. Allora praticamente raga, voi lo inserite appunto sul portasigari. Lui si accenderà in automatico, giustamente. Se non si accende in automatico tenete premuto 5 secondi, impostate l'accensione, o per tipo una volta, non mi ricordo. Verrà fuori praticamente di che lampeggia, verrà fuori appunto, vedete la stazione di servizio. Voi nella vostra macchina mettete appunto tramite il manuale la stazione di servizio che appunto vi ha detto il display in questione. Vi connettete con il telefono al dispositivo e avete la musica. Adesso spero che non ci sia il copyright, sicuramente c'era il copyright, però vedete funziona. Adesso prendiamo il telefono, casomai vediamo di caricare la musica che non abbia il copyright. Prendiamo tipo questa, mettiamo appunto, non so, vedete? Svella come cazzo si chiama, noi alziamo e abbiamo la musica. Bene raga, questo mini video praticamente è finito, lo so che è stato cortissimo, molto veloce, diciamo così, però era per farvi vedere questo aggeggio qui in teoria funziona. Per l'appunto c'è anche la carica del telefono e altre robe, poi chiamare, cambiare musica, cambiare stazione ed è fatta. Comunque sia funziona, è una figata assurda, quindi se qualcuno non ce l'ha ve lo consiglio.